nuovo video. Oggi ho deciso di girare un video un po' diverso, che però in tante penso conosciate, perché è il What's in my closet, quindi cosa c'è nel mio armadio. Però volevo fare la versione ASMR, per insomma cambiare un po'. Quindi io vi faccio vedere una parte, o comunque un po' del mio armadio. Scusate, sto registrando col telefono, e che fra l'altro ho cambiato di recente la disposizione, per vedere insomma ogni tanto mi viene l'idea di cambiare la disposizione dell'armadio. Mi dispiace se sentite magari dei rumori, ma è forse il microfono che prende contro alla maglia. Ok, allora vabbè, il periodo ovviamente è invernale, ma dai. e quindi ho appeso tutti diciamo i maglioni, quelli che uso insomma di più, sia quelli che uso a casa, insomma per stare comoda eccetera, e sia quelli magari per uscire. Non li ho differenziati perché comunque insomma sono io che li uso, quindi so quali sono. E niente, quindi c'è tipo questo qua rosa fatto a mano, me l'ha fatto un'amica di mia nonna un po' di anni fa, e infatti la taglia anche è un po' diversa, perché io sono un po' diversa da un po' di anni fa, quindi però l'ho voluto tenere perché lo stare in casa alla fine è molto comodo, quindi insomma ci sta. Poi qua c'è un'altra felpa, questa è di H&M, ed è di quelle dietro è più lunga, ed è sempre quelle che magari sono un po' più corte e larghe. Poi invece c'ho questo maglioncino che mi piace tantissimo, è grigio e rosa, secondo me l'accostamento grigio e rosa sta molto bene, fatto così. E questo ha le maniche un po' come si chiama? Pipistrello, credo, può essere, sì, quindi non fascia diciamo il braccio. Poi scusate che si muovono tutti dei fili qua. Poi ho questa felpa qua verde con la zip, proviamo a fare così, ok? Questa con la zip, lo so che la luce non è dei migliori perché ho provato a mettere, aspettate, faccio la prova con voi, ecco, forse così si vede decisamente meglio, cosa dite? Anche se mi sento sparaflesciata dietro. Vabbè, questa è una semplice felpa verde, insomma, col cappuccio, da usare anche quando vado a lavorare per stare comoda, insomma. Cioè io faccio un lavoro che devo stare in casa, quindi non è un problema insomma vestirmi, diciamo, no, non mi devo tirare insomma, per capirci. Poi qua inizia la serie di Pile che adoro. Questo qua è marrone, è della Think Pink, dalle tasche, insomma, qua il fascione. Poi questo che adoro è il mio preferito, sotto ce n'è un altro, e questo me l'ha regalato mia mamma 2 Natali fa, se non sbaglio. Me l'ha preso da Chiapi e la particolarità è che è double face, quindi io lo posso indossare sia da un lato che dall'altro. Da questo lato è proprio peloso si sente la morbidezza proprio. Aspettate che provo a farvi sentire magari. Ok, e questo mi piace molto.
specie di un maglione, sì, però è smanicato con i bottoni verde, e anche questo me l'ha regalato mia mamma a Natale e penso sia lo stesso Natale del maglione di prima. Scusate un po' il mal di mare, ma sto cercando di fare il possibile. Poi questo è un semplice maglione collo alto, e da questi sono solo quelli che uso in casa, anche perché sono, dopo tanti anni sono rovinati, insomma, iniziano a fare i pallini. Poi questo invece è sempre un maglione in pile ed è abbastanza lungo, infatti una volta lo uso con i legging, cioè sotto, sempre per stare in casa ovviamente, perché è un po' malandato anche questo. Poi questa me l'hanno regalata, FBI Special New York City Department, Special Department, anche qua, ok. Poi questo è uno dei miei preferiti, tutto intrecciato così, questo del chiavi, e la particolarità sono queste toppe sui gomiti di vellutino che mi piacciono tantissimo. Poi che cambio mano, si vede anche la mia ombra, ciao. Questa invece è una felpa che presi tantissimi anni fa, penso dai cinesi, però cioè, mi sta durando una cifra perché l'ho presa proprio davvero tanti anni fa, penso 5-6, ed è ancora abbastanza, insomma, si difende bene, non ha né ceduto né si è scolorita, quindi è un po' lunga, quindi insomma avvolge bene, e sopra c'è, sembra il gatto quello di Alice. Poi questo è un acquisto di quest'anno, l'ho preso prima dell'inverno, sì, erano i primi maglioncini. È un po', le maniche sono tipo a 3/4, quindi magari sotto con una camicetta, vi faccio vedere da lontano. Mi piace molto con i cuori, anche se cioè, io non sono magari una da cioè disegni particolari, magari cuoricini, però questo mi è piaciuto molto. E poi non avevo niente di bianco, cioè d'inverno, maglioni così, ho il beige, il grigio chiaro così, ma bianco non avevo niente, quindi ho detto è una buona occasione per aggiungere un colore. Poi c'è questa qua che dovrebbe essere questa è di Piazza Italia, di tantissimi anni fa anche questa. Si aprono i bottoni, non sono finti, questa qua è anche molto comoda da stare in casa. Questo invece è un maglione un po' più lungo di Specchio Woman, e già lo scollo così aperto, qua è aperto, quindi magari sotto con una camicia o comunque magari con una canotta sta molto bene, nero. Poi un po' di colore molto natalizio, questo qua rosso, anche se dalla telecamera, dal telefono sembra rosa ma è rosso, con un po' di paillette dentro, e questo insomma per Natale mi piace, anche con una camicia di jeans
confezione è lungo quanto il maglione, il collo, dopo una volta arruffato poi sta bene. Quindi questi sono i maglioni che uso di più, ecco, appesi. Poi non lo so, qua ci sono le altre maglie, magliette, queste che uso magari più che altro a casa o se appunto per andare a lavorare, che sono comoda. E poi qua c'è la parte dei pantaloni che non si vede niente perché è al buio, con altre giacche e capi monospalla, insomma. Magari se vi va di vedere l'altra parte, magari me lo potete lasciare scritto in un commento e magari se vi fa piacere di iscrivervi e io vi mando un bacio e ci vediamo, se volete, nella prossima